Si è giocato questo fine settimana la quarta giornata del ritorno nel campionato di promozione. Ritorna al successo l'Olimpica Agras allenata da Giovanni Farsone, che sul campo del Vallelunga supera i locali con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Giulio Castaldo e Gaetano Farsone, per Nissene e Tandillo. Anche Casteltermini fa il suo compito battendo la Folgore Castelvetrano per 2-1, grazie alle reti di Armenio e Spinello, e per gli ospiti Carovana. Lo scontro salvezza tra Camarate e Gattopardo finisce con la vittoria dei Camaratesi con la rete di Totò Vaccaro, e con questa vittoria la squadra allenata da Renato Maggio lascia il penultimo posto. Ed infine la Libertas Racalmuto, che esce sconfitto per 4-1 contro l'Albatros Leccara, grazie alle reti nel primo tempo da Bucasvili, Marguglio, e nel secondo tempo doppietta di Costa e la rete di Cosimo per la Libertas Racalmuto. Mister, oggi è andata bene. Sì, diciamo che oggi la partita si è incanalata sul lato nostro positivo, anche se i primi 10 minuti abbiamo iniziato male, troppo contratti, e diciamo che loro hanno avuto un'occasione con una traversa che potevano passare in vantaggio. Poi dopo 10 minuti iniziali di un po' di sbandamento abbiamo preso le misure, ci siamo messi meglio in campo e non c'è stata partita, anche nel secondo tempo potevamo anche dilagare e segnare qualche altro gol. Che obiettivo ha l'Albatros? Il nostro obiettivo era quello di salvarci a inizio campionato. Ora sinceramente siamo lì a 3 punti dal Casteltermini che è quinto, e fin quando ci saranno la possibilità di poter lottare per il quinto posto lo faremo. Certo è difficile perché ci sono squadre attrezzate come lo stesso Casteltermini che incontreremo domenica, l'Agragas e il Monreale, dico è dura, però fin quando avremo la possibilità di potercela giocare lo faremo con tutte le nostre forze. Comunque voglio fare anche un plauso e un complimento alla società della Libertas per l'accoglienza, per l'educazione, comunque faccio lo stesso complimento a una squadretta giovane però che gioca molto bene a calcio, augurandogli di potersi salvare.